Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in Val Brenta sulla strada che sale per Foggia. È giunto anche per me di compiere questo percorso ormai storico ed iconico, la scalinata più lunga d'Italia, i 4444 scalini che da qui ci porteranno su in altopiano dei 7 comuni. E quindi, che c'è da dire ancora? Un sacco di storie, però ve le racconterò lungo questo percorso, quindi vamos, let's go! Molto bene, qui siamo in prossimità di località Fontanea, c'è questa struttura con la cartellonistica esplicativa, là dice che fa parte dei sentieri della Val Brenta del Trodo Trails, e lì c'è tutta la storia della Cala del Sasso che io adesso fra poco vi racconterò, e da qui si inizia a salire. Il sentiero è 778. Presumibilmente tracciata su di un sentiero boschivo già esistente, la Cala del Sasso venne costruita con l'aspetto attuale alla fine del XIV secolo, in seguito alle decisioni prese in un'importante assemblea degli abitanti di Asiago, che desideravano di poter condurre il proprio legname fino alla vicina Valstagna in modo sicuro ed indipendente dai paesi limitrofi di Gallio e Foggia, che pretendevano pesanti dazi. L'iniziativa suscitò molti dissapori, tanto che per riappacificare gli animi venne chiamato in causa il signore di quelle terre, il milanese Gian Galeazzo Visconti, il quale non solo ne riconobbe la legittimità, ma concesse anche a Valstagna i privilegi fiscali già elargiti all'altipiano. A quel tempo, infatti, l'economia di Valstagna, data la conformazione della valle che disponeva di pochi terreni coltivabili, si basava sul commercio del legname verso i porti fluviali di pianura. Il Brenta consentiva la fluitazione in menada, condotta sciolta di notevoli quantità di legno prezioso e molto richiesto soprattutto dalla flotta navale della Serenissima Repubblica di Venezia. Dopo la discesa ed il traino a mano lungo la calà in località Fontanea, questo veniva caricato su carri e condotto quando possibile con l'aiuto del bestiame fino al fiume. Da Valstagna, che al tempo era il principale porto fluviale della valle, iniziava il viaggio del legname sulle zattere fino ad arrivare nei porti padovani e quindi a Venezia.
4444 scalini, benvenuti a Sasso. Eccoci quindi giunti alla fine dei 4444 scalini alla Calà del Sasso. È un percorso che secondo me di bello dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ha molto poco. Se la volete fare, fatela con l'obiettivo di fare i 4444 scalini, fatela con l'obiettivo di farvi un bel allenamento in un'ora e mezza, 2, con calma. Arrivate su felici, perché l'importante secondo me è farla con questo spirito dell'arrivare felici. E niente, è bella anche da fare secondo me in estate, perché comunque sei sempre all'ombra e man mano che sali senti che l'aria si rinfresca. Niente, è iconica, è una cosa iconica, storica. Vi ricordo che questa scalinata è stata fatta per trasportare il legname dall'altopiano dei 7 comuni fino all'arsenale della laguna di Venezia per costruire le navi, e quindi fatelo perché vi sentite in un certo senso immersi nella storia. Prima di scendere però voglio fare un giro al paesino di Sasso, voglio vedere che cosa c'è, e quindi facciamo questi 10 minuti di strada a piedi in più, perché vorrei scoprire anche se c'è un percorso ad anello o si è costretti a scendere per la scalinata. Questo ancora non lo so, sento pareri contrastanti, vorrei provare a trovarlo, quindi tentare non nuoce. Ho fatto la sosta a questo bar qui e mi hanno detto che c'è la possibilità di fare un anello che ci ricollega alla scalinata salendo di qua e poi andando a Contrada Mori, e quindi io tenterò di far questo, insomma. Adesso mi hanno suggerito non la prima a destra ma la seconda. Troveremo l'indicazione per Mori. Ecco qua il nostro cartello 778B Mori Vastagna, eccolo qua. All'andata abbiamo fatto 778 e adesso teniamo per il 778B, quindi abbiamo visto che una sorta di anello si può fare. Adesso il 778B ci dovrebbe riportare sulla scalinata, la quale è anche legata a una leggenda, e la storia riguarda una vicenda amorosa successa da queste parti
Tant'è che, data questa vicenda, si dice che gli innamorati che percorrono la scalinata insieme mano nella mano staranno insieme per sempre. Io questo non lo so provare per credere, comunque c'è la leggenda che adesso andrò a raccontarvi. Narra un'antica leggenda del 1638 che una dama dell'altopiano, Loretta, in attesa di un figlio dal compagno Niccolò, nell'imminenza del matrimonio fu colpita dalla peste. Il futuro sposo scese la calà, noleggiò un cavallo a Valstagna e si precipitò a Padova alla ricerca di un unguento miracoloso che la potesse curare. Scesa la notte, gli abitanti del Sasso, non vedendolo arrivare, partirono con le torce per andargli incontro, ma scendendo la calà videro altre luci che risalivano la mulattiera. Era Niccolò, scortato dai vastagnesi che lo stavano riportando verso casa con la medicina per Loretta. L'unguento guarì la sposa ed il matrimonio parteciparono in segno d'amicizia numerosi abitanti di Sasso e di Valstagna. Da allora si narra che su due innamorati percorrono insieme la calà, mano nella mano si ameranno per sempre. Sentiero 778B, se lo fate state bene attenti in campana perché non è per niente banale e quindi un po' di attenzione in più è richiesta. Attenzione se volete fare l'anello per poi tornare giù alla scalinata, mi raccomando, all'occhio. Ed eccoci giunti all'intersezione con i 4444 scalini. Prima siamo passati di qua e quindi volendo si può anche salire per il 778B, ma se avete delle colpe da espiare perché è veramente croccante. Comunque adesso facciamo l'ultima parte dei 4444 scalini e ritorniamo giù a Valstagna per tirare le somme. Ed eccoci in località Fontanea, dove la storia ci racconta che proprio qui venivano raccolti i tronchi che scendevano dall'altopiano dai 4444 scalini e qui via Fiume lungo il Brenta arrivavano fino a Venezia. Questa è la famosa Fontanea. Vediamo di refrigerarci un po'. Siamo così giunti alla fine di questo percorso dei 4444 scalini sul sentiero 778 e 778B per il ritorno. Allora, sicuramente è un'esperienza da fare, molto bello dal punto di vista esperienziale, molto bello capirne la storia e il contesto, forse un po' meno da un punto di vista paesaggistico. Ad ogni modo è un percorso che una volta nella vita chi abita qui in zona deve assolutamente fare. A me sono usciti quasi 11 km in tutto,
quindi direi che è un buon allenamento, una buonissima palestra dove potersi allenare, fare fiato e mettere su un po' di gamba. Fatemi sapere voi sotto nei commenti se avete già fatto questo percorso, se lo vorrete fare, e tutte le cose belle, l'iscrizione al canale. E bene, noi ci vediamo al prossimo video, quindi ciao ciao.